Movida Selvaggia stop. Stop agli assembramenti in centro storico a Vicenza. Stop ai gruppetti fermi davanti ai locali, nelle piazze, sulle strade. Stop alle distanze azzerate, alle mascherine abbassate. Il sindaco ha detto stop. Questa mattina ho sottoscritto l'ordinanza contingibile urgente per vietare il consumo di alcol nelle zone aperte al pubblico, nei luoghi pubblici. Si potrà bere quindi l'aperitivo presso i locali sia all'interno che nei plateatici che abbiamo ampliato raddoppiandoli in alcune situazioni, quindi lo spazio c'è per tutti. Questo lo facciamo perché vogliamo dare un segnale di educazione a coloro che nei giorni scorsi si sono lasciati andare ad assembramenti veri e propri per l'aperitivo. Il problema degli assembramenti è stato al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito questa mattina in videoconferenza con il prefetto, il questore e i sindaci dei principali comuni del Vicentino. Dopo un largo confronto, Francesco Rucco ha firmato l'ordinanza che si regge su un semplicissimo principio: tolleranza zero per chi non rispetta le regole anti-Covid. È inaccettabile che dopo 3 mesi di epidemia, dopo 3 mesi di lockdown, ci siano comportamenti di questo genere. Quindi fino al 2 giugno c'è questo divieto sanzionato con le regole del governo, dei decreti del governo, quindi con una sanzione minima di 400 euro che può arrivare fino a 3.000 euro per chi viola queste regole, il divieto dell'assembramento, come prevede anche la legge.